Mastrelli che gira per il tacco di Monteforte. Tubani, soliti numeri di Tubani che poi calcia in porta, la tocca Mastrelli, forse sulla linea, forse no, tutti ad abbracciare Tubani per l'1-0 della Golbet. Monteforte si gira al buon Mancino Monteforte, non sbaglia 2 volte e infatti il diagonale vincente fa 2-0 alla Longherina. Palla recuperata dalla Golbet con Monteforte che pesca la propria doppietta con un destro chirurgico che bacia la faccia interna del palo e poi finisce alle spalle di Torri per il 3-0 Golbet. Aversano di petto, Stornelli, poi Pantaleoni al limite dell'area di rigore, va da Monteforte che non sbaglia mai, terzo gol personale, poker calato dalla Golbet. Gli porta via la sfera, poi palla sbagliata, Mastrelli col destro non perdona Torri, 5-0 alla festa del gol, partecipa anche Valerio Mastrelli. Tornelli, D'Anversa al limite dell'area di rigore, Santini profondo, poi D'Anversa sbaglia una volta, non la seconda, le spalle di Torri per il 6-0, firmato Tommaso D'Anversa. Palla che rimane lì, azione ormai sfumata, no perché ce la fa Stornelli a firmare il 7-0, grande azione del numero 11, prima il palo e poi il gol della Golbet. Palla dentro per De Marco che prova a coordinarsi, D'Anversa ruba il pallone e poi lo mette in rete per l'8º gol della Golbet.